Autonomia attaccata dal presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'impresa nel Mezzogiorno, la risposta del governatore del Veneto Zaia, irresponsabile chi non la vuole. Turista di colore cacciata dalla spiaggia di Sottomarina con messaggi razzisti dal megafono dopo la denuncia della donna, nuovi guai per l'ex gestore di Punta Canna. Aggressione sessuale a Treviso lungo la Restera in pieno giorno, giovane runner salvata da 2 passanti, la polizia identifica e denuncia un 33enne trevigiano. Musica, palloncini e tantissime persone stamane per l'ultimo saluto a Maria Vittoria, la 12enne morta per shock anafilattico a causa di un'allergia, un'associazione benefica in sua memoria. Traffico a targhe alterne a Venezia per taxi e barche merci, un provvedimento voluto dalla Giunta per ridurre l'inquinamento, il moto ondoso e il traffico, ma è polemica. E caccia allo scippatore seriale che sta colpendo a ripetizione a Paese nei comuni vicini. Ultima vittima, una 76enne caduta e finita all'ospedale. Il sindaco raccomanda massima prudenza alle anziane. In bici, a piedi, con i pattini, la solidarietà va di corsa alla 25esima edizione del Giro del Lago di Santa Croce, il ricavato a sostegno dei malati oncologici. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la questione dell'autonomia, autonomia del Nord attaccata dal presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'impresa del Mezzogiorno. Pronta la risposta del presidente Luca Zaia, che ribatte anche al sindacato dei medici che ha deciso di impugnare la delibera sull'impiego dei neolaureati negli ospedali. Sentiamo. Il Nord da solo può ambire al massimo a fare il terzista di lusso alla Germania. Così al meeting di Rimini Adriano Giannola, presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno, che attacca l'autonomia chiesta dai governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, prevedendo, in caso di vittoria elettorale leghista, una più virulenta ripresa di queste richieste senza mediazioni. Torneranno alla carica, se vincenti, più aggressivi e più forti, dice, con Salvini ancor più dipendente dai governatori. Prendo atto che parla dell'autonomia della Sicilia, non mi risulta che al nord le autonomie funzionino male, ma non parlo solo di quelle italiane, ma parlo di quello che è l'autonomia tedesca piuttosto che in altre comunità. La verità è che l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità, la responsabilità spesso fa paura a qualcuno. La si smetta di dire che l'autonomia che propone il Veneto è la secessione dei ricchi. La verità è che è un'assunzione di responsabilità e anche la volontà di non sprecare più, visto e considerato che in questo paese, l'Italia, si sprecano ogni anno 30 miliardi di euro di sprechi nelle pubbliche amministrazioni. Autonomia che darebbe ossigeno al Veneto anche nel delicato settore della sanità. La NAO, il principale sindacato dei medici, ha deciso di impugnare la delibera con cui la Regione ha autorizzato l'impiego negli ospedali di laureati in medicina privi di specializzazione per far fronte alla carenza di professionisti, 1.300 a livello locale e 56.000 sul territorio nazionale. Ai propri avvocati il sindacato ha dato mandato di inviare un esposto denuncia alla Corte dei Conti. Io parto da un presupposto che un ragazzo che ha studiato 6 anni si laurea in medicina, in più fa un anno di abilitazione, non lo ritengo un bamboccione, non lo ritengo un mentecato, non lo ritengo un incapace, ma lo ritengo un medico neolaureato, abilitato, che ancora per carità non ha la scuola di specialità, non avrà fatto i 5 anni aggiuntivi per diventare pediatra piuttosto che anestesista o per altre specialità, ma è un medico. Come già accade in altri paesi europei, aggiunge il governatore, che conclude. Prendiamo atto ancora una volta del fatto che c'è qualcuno che ricorre contro le nostre delibere, leggeremo le motivazioni, è un diritto ricorrere contro le delibere della Regione del Veneto e le delibere degli enti e dopodiché ovviamente difenderemo la nostra delibera. E continuiamo a parlare di autonomia perché sono passati 666 giorni dal referendum, lo vedete nel countdown che compare in sovraimpressione su tutte le reti Mediaset. 666, il numero satanico dell'Apocalisse. Noi ci scherziamo un po' su per una volta, ma in fondo neanche troppo.
Sono passati 666 giorni dalla richiesta di autonomia fatta attraverso un regolare referendum dalla regione Veneto a cui si è accodata la Lombardia. Non ci sarebbe nulla di satanico in questo, ma solo una legalissima richiesta prevista dalla Costituzione. Ma questo numero 666, il simbolo per eccellenza della bestia, che poi è l'uomo, Apocalisse 13:18, ricorre nella giornata odierna come un simbolo. 666, the number of the beast. Chi è Satana? Chi ha scatenato la maledizione contro l'autonomia richiesta da milioni di veneti? Purtroppo la sua figura non ha le fattezze di un diavolo hollywoodiano, tipo vi presento Joe Black, ossia Brad Pitt. No, da noi più che altro al volto di un Di Maio, di un Toninelli, manco Cinecittà purtroppo, solo una soap opera che di satanico avrebbe molto poco, se non la pervicacia. Così alla fine siamo arrivati a 666. Ma purtroppo anche questa non è proprio la fine, non è l'Apocalisse. Arriveremo a 747, lontani come la rotta di un jumbo jet, e anche a 883, smarmittati solo come una vecchia Harley Safari. Ma per l'autonomia, quella, ci sarà sempre un qualche Satana che non la vuole proprio dare, finché prima o poi arriverà l'esorcista per vedere la luce in fondo al tunnel. E alla fine c'è chi ha trasformato la lecita richiesta di un'autonomia in un tunnel satanico, dove per esempio i diavoli centralisti ti portano verso un altrettanto satanico tunnel della burocrazia. Razzismo. Gianni Scarpa, l'ex gestore dello stabilimento balneare di Punta Canna sottomarina di Chioggia, è nuovamente nei guai. Sentite perché. Dopo la bufera scoppiata 2 anni fa, l'ex gestore dello stabilimento balneare Punta Canna sottomarina è nuovamente nei guai. Questa volta il 66enne Gianni Scarpa è stato denunciato dai carabinieri di Chioggia per aver discriminato una ragazza di colore sulla spiaggia, tanto da convincerla ad andare via. È successo a Ferragosto. Stando alla ricostruzione dei militari, Scarpa avrebbe attuato ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti della donna, accompagnandosi con musiche e frasi diffuse tramite apparati acustici e un megafono. Alla fine, la ragazza, che vive nel Padovano, nata in Italia da genitori originari dell'Africa occidentale, ha lasciato la spiaggia in compagnia dell'amica che era con lei. Poi ha chiamato i carabinieri, che poco dopo sono intervenuti sul posto e al termine degli accertamenti hanno denunciato il 66enne. Lui però sostiene che non sia andata esattamente così. Io non so cosa dire a questi due signori qui avvicinate. Io rimango incredulo, rimango stupito. Io ho solo detto che se si va a votare bisogna votare Salvini o la Meloni e salviamo Berlusconi per il suo grande attaccamento e di conseguenza tutti rivelano, ed era una giornata goliardica, una giornata meravigliosa. Ho detto 4 parole, mi sono permesso di fermare il cantante e prendere il microfono e ci siamo divertiti tutti, poi scendo e questi mi attaccano e lei ce l'ha col PD, ho detto tutti sanno che sono antidemocratico, ma dove è il problema? Te vota PD e io voto Salvini, siamo a posto. Ma noi qui non veniamo più, andiamo via, ma mettetevi lì nei lettini, no, andiamo via, anzi chiamiamo i carabinieri. E così hanno fatto. 2 anni fa Scarpa aveva fatto parlare di sé anche per i cartelli inneggianti a Mussolini, comizi in riva al mare, messaggi discriminatori diffusi tramite gli altoparlanti. La vicenda aveva avuto uno strascico giudiziario, ma le indagini per apologia di fascismo erano state archiviate. Inquietante episodio di aggressione a sfondo sessuale a Treviso. Sulla Restera, denunciato un 33enne. Palpeggiata nelle parti intime ed immobilizzata da un uomo che l'ha aggredita mentre faceva jogging lungo la Restera. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da una 28enne di Treviso che in un caldo pomeriggio estivo era andata a correre nel luogo più frequentato dai trevigiani per fare sport all'aperto. La ragazza è stata avvicinata da un uomo in bicicletta che prima le ha fatto pesanti avance di natura sessuale, poi l'ha aggredita. La giovane, terrorizzata al punto da avere l'impressione che l'uomo volesse gettarla in acqua, ha reagito gridando con tutto il fiato:
fegato che aveva in gola. È riuscita così ad attirare l'attenzione di 2 anziani che stavano sopraggiungendo. A questo punto l'aggressore l'ha lasciata ed è scappato. L'episodio risale al primo pomeriggio del 31 luglio, ma è stato reso noto solo oggi, quando la polizia è riuscita a rintracciare e denunciare il molestatore. Si tratta di un 33enne trevigiano incensurato, dipendente di una ditta privata. A lui gli agenti della squadra mobile sono arrivati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo la restiera e alla testimonianza della vittima. Dopo vari servizi di appostamento, l'uomo è stato identificato e denunciato con l'accusa di violenza sessuale. Il sindaco Conte ringrazia la polizia per l'operato. Intanto porto anche la vicinanza ovviamente alla vittima, perché è stata sicuramente un'esperienza da dimenticare. È stata molto brava, perché nel richiamare il soccorso poi ha avvisato prontamente e subito le forze dell'ordine, e quindi è stato possibile poi risalire al responsabile. Una violenza molto simile a quella verificatasi negli stessi giorni nel parco dello Storga, dove una donna che passeggiava è stata aggredita da un maniaco e si è salvata riuscendo a raggiungere gli orti urbani. Un altro episodio grave che lascia sconcertati per il luogo, la restiera e l'orario, le 3 del pomeriggio, anche perché qui sono davvero in molti a venire ogni giorno a correre, passeggiare, portare fuori il cane. Sono sempre venuta qui con i cani, non ho mai avuto problemi, non ho mai incontrato persone strane, quindi non mi sono mai sentita a disagio o in pericolo. Siamo in un mondo brutto e quindi anche queste cose possono succedere anche su costi così tranquilli, secondo me. Bisogna stare sempre attenti, perché appunto non è proprio che ci siano tanto movimento, perciò sempre allerta. Io mi sentirei tranquilla. Ormai non siamo più sicuri da nessuna parte, diciamo, però io sono per il vivi e lascia vivere, quindi cammino e spero che non mi succeda nulla. La sanità, ora l'equipe di neurochirurgia del San Bortolo di Vicenza ha salvato la vita ad una bimba di 12 mesi con un tumore al cervello. Sentiamo. Il tumore era cresciuto nella sua testolina, ingrandendosi di pari passo con lo sviluppo del cervello e occupando lentamente gli spazi all'interno del cranio, fino a portare sull'orlo della morte la bambina. Ma l'intervento eccezionale portato a termine dall'equipe del reparto di neurochirurgia del San Bortolo ha permesso di salvare la vita alla piccola di 12 mesi, nella cui testa era cresciuto un tumore, fortunatamente benigno, diventato enorme per quel cappino così piccolo. A eseguire l'operazione il primario Lorenzo Volpin, che ha rimosso la materia tumorale rimettendo la bambina fra le braccia dei genitori. Tutto è iniziato pochi giorni prima del ricovero, quando la piccola ha iniziato a denotare stati letargici e meno interazione con le altre persone. Da qui la corsa in ospedale e l'agghiacciante scoperta. Portava un tumore che praticamente era della stessa grandezza del cervello, insomma, e quindi l'altra si è sviluppata, insomma il suo cervello si è sviluppato assieme a questo tumore, che è un tumore benigno fra l'altro, occupava tutti gli spazi all'interno del cervello che normalmente sono occupati dal liquor, cioè quel liquido su cui il nostro cervello galleggia, e a un certo punto però questi spazi sono stati tamponati talmente dal tumore che il liquido non poteva più circolare. Questo ha portato chiaramente a un aumento della pressione intracranica, che poi si manifesta come si possono accorgere i genitori di una cosa vomito persistente, non vuole fare le cose, non vuole giocare, solleva meno, gattona meno. La bambina è arrivata in ospedale priva di sensi e dopo la risonanza rivelatrice è scattata la delicatissima operazione. Bisognava rincorrere questo tumore in tanti spazi, in tante aree all'interno del cervello, quindi dirigersi verso l'una e l'altra non portando nessun danno con le manovre chirurgiche, ma solamente operando in maniera da poter asportare il tumore, cosa che è riuscita in maniera ottimale. Il tumore è stato asportato completamente. Quella che poteva trasformarsi in tragedia resterà quindi solo un brutto ricordo per mamma e papà, grazie agli angeli della neurochirurgia del San Bortolo. Dopo un iniziale squilibrio dei principali ioni del bilancio dell'acqua, eccetera, a causa proprio del fatto di aver toccato aree cerebrali profonde,
però l'esperienza, la bravura delle nostre colleghe della terapia intensiva pediatrica ha permesso di tenerla bella bilanciata, e in un paio di settimane la bambina si è riequilibrata, ha cominciato a sorridere, a prendere i suoi giochi, insomma a muoversi correttamente, quindi è a casa, e quindi diremo che dovrebbe essere solo un brutto ricordo. Musica, palloncini e tantissime persone questa mattina per l'ultimo saluto a Maria Vittoria, la 12enne morta per shock anafilattico a causa di un'allergia alle proteine del latte. I funerali nel campo adiacente alla chiesa a Visnadello di Spresiano. Forse l'immagine che riassume meglio l'emozione che si provava oggi nel campetto sportivo della parrocchia di Visnadello, dove si sono svolti i funerali di Maria Vittoria Salvadori, la 12enne morta il 9 agosto in pizzeria per shock anafilattico per un'allergia alle proteine del latte. In tanti hanno voluto stringersi attorno alle famiglie Salvadori e Manzan, con lo zio di Maria Vittoria, Paolo, volto conosciutissimo dell'imprenditoria agricola trevigiana, che sin dal mattino presto ha seguito l'esercito di volontari impegnati ad allestire ogni cosa per le centinaia di persone delle comunità di Spresiano e Villorba. Un applauso ha accolto l'entrata del feretro nel dolore composto del papà Mauro, della sorella Maddalena e soprattutto di mamma Lina, alla quale si è rivolto così il parroco di Visnadello, don Giovanni Stasi. Ho notato sul tuo braccio, Lina, i nomi delle tue figlie, nomi incisi per sempre nella tua carne, nomi incisi per sempre nelle vostre vite, Mauro, Lina, Maddalena. È proprio per questo, perché sono persone incise nella vostra carne, che la sofferenza è fortissima, lacerante. Nessuno vi toglie il male che sentite. Ma siamo qui insieme per continuare ad affrontare la vita, e vorremmo poter insieme continuare a costruire tesori che valgono per sempre. Ecco, questa è la nostra sfida, e la sfida che anche voi, attraverso l'associazione che state mettendo in piedi, vuole essere una sfida alla vita, e quindi la promozione della vita sempre, ecco, anche attraverso l'associazione, che potrebbe essere un aiuto a tutti coloro che, come Maria Vittoria, stanno vivendo con quel limite lì, ecco. In tanti hanno sottoscritto per la nascita di questa associazione, mentre l'ultimo addio l'hanno dato tra le lacrime le amiche di Maria Vittoria e la gente del borgo, che l'ha voluta salutare così. Guardaci sempre da lassù, guarda i colori del tuo paese, blu, arancio, verde, rosa, giallo, nero, rosso, bianco. Forma una tua balena, Maria Vittoria, e camminaci sopra, e sarai sempre con noi ovunque tu sia. Ti vogliamo bene. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei TG di Antenna 3. Andiamo ora a Venezia, dove entra in vigore oggi il nuovo dispositivo di targhe alterne per taxi e barche da trasporto. Vediamo. La decisione di imporre le targhe alterne a Venezia suscita malcontento. Secondo la categoria di taxi acque interessata al provvedimento, non sarà la nuova ordinanza comunale della Giunta Brugnaro a risolvere il traffico navale. In vigore dal 19 agosto durerà per 60 giorni e i limiti alla circolazione riguarderanno Rio Novo, Rio di Ca' Foscari, Rio di Noale, il Canal Grande e il canale di Cannareggio. Ma il nuovo dispositivo antitraffico, benché adottato per diminuire le emissioni inquinanti, ridurre il flusso di barche in determinati canali ad alto numero di imbarcazioni e il fenomeno del moto ondoso, non trova riscontri positivi. L'amministrazione Brugnaro non ha fatto nulla per il traffico acqua e per il moto ondoso da quando si è insediata 4 anni fa. Adesso corre ai ripari con questa ordinanza di Ferragosto, ma credo che sia un'ordinanza estemporanea che non potrà risolvere e affrontare il problema in modo adeguato. Del resto basterebbe
applicare gli 11 punti approvati dalla passata amministrazione nel 2013 dopo la tragica morte in Arialto del turista tedesco. Ecco, invece nulla di nulla. Adesso io credo che il tema del moto ondoso debba essere affrontato in modo serio, perché Venezia ha un problema di limiti, bisogna cominciare a parlare di limiti a Venezia, che riguarda il moto ondoso, riguarda le presenze dei turisti, riguarda il gigantismo delle grandi navi. Bisognerà attendere qualche settimana prima di capire se con la nuova delibera il dispositivo adottato sia sufficiente a diminuire il traffico in laguna. E caccia allo scippatore seriale che sta colpendo a ripetizione a Paese nei comuni vicini. Ultima vittima, una 76enne caduta e finita all'ospedale. Le indagini sono a buon punto, dice il sindaco, ma invita le anziane a prestare la massima attenzione. 2 a Paese, una a Castagnole, Postioma e l'ultimo di Padernello, quindi siamo a quota 5. La situazione diventa davvero pesante. 5 tra scippi e borseggi in poche settimane solo a Paese, senza contare quindi gli episodi a Ponzano Veneto, Arcade, Villorba. L'ultimo caso sabato proprio a Paese, vittima una 76enne finita all'ospedale. Mentre era in sella la sua bicicletta è stata affiancata da un individuo in mountain bike, pelle chiara, che le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra. L'anziana ha battuto la testa ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il sindaco ha chiesto alla polizia locale un potenziamento dei controlli. Ho già dato disposizione alle forze dell'ordine nostre, la polizia locale, di intensificare i controlli dalle 10 alle 12 in tutto il territorio, in collaborazione ovviamente con l'Arma dei Carabinieri. L'episodio spiacevole è avvenuto a Paese, fortunatamente è stato ripreso dalle nostre videocamere, abbiamo fornito il video ai Carabinieri. Sono sulla buona strada, quindi io confido nell'operato delle forze dell'ordine. Non un ladruncolo improvvisato, ma un malvivente che osserva le sue vittime, spesso le segue dal bancomat o dall'ufficio postale. Il sindaco invita le anziane alla massima prudenza. Mi sento di dare un consiglio molto spassionato, almeno in questo periodo, finché non riusciamo a portare a termine l'indagine, di muoversi mai da sole, magari accompagnate, possibilmente con dei familiari, ecco, perlomeno in questo periodo qui. In bicicletta, attenzione, non mettete la borsa davanti al cestino, non tenete la tracolla, perché l'episodio ultimo di Padernello abbiamo visto che non porta poi a violenza e può anche finire male, ecco. Andiamo ora in Alpago, ieri la 25esima edizione del Giro del Lago di Santa Croce, boom di partecipanti e solidarietà. Partito il Giro del Lago edizione numero 25. Ed è in questo modo che l'edizione del Giro del Lago di Santa Croce ha avuto inizio. L'evento sportivo non competitivo promosso dal Comitato Alpago Due Ruote e Solidarietà ha visto la partecipazione di 5.049 concorrenti, un numero che ha superato tutte le aspettative, come spiega Ennio Soccal, presidente del comitato. È una bella soddisfazione, devo essere sincero, non ce l'aspettavamo, specie negli ultimi anni abbiamo visto che era difficile superare quota 4.000-4.500. Quest'anno abbiamo rotto la soglia di 5.000 e devo dire che questo è un risultato avvenuto grazie comunque ai mezzi di comunicazione che ci hanno sostenuto fin dall'inizio. Poi ai volontari che stanno lavorando oggi, ma anche ai volontari che lavorano durante l'anno. Una partecipazione imponente che ha permesso di raccogliere 35.343 euro. Questo è il ricavato delle iscrizioni che andrà interamente a sostenere l'attività dell'associazione Via di Natale di Aviano e dell'associazione Cucchini di Belluno, 2 realtà che sono un punto di riferimento nel sostegno ai malati oncologici e ai loro familiari. Un evento reso possibile grazie ai molti volontari che si sono dati da fare anche durante il corso dell'anno. Noi oggi abbiamo circa 200 volontari che ci stanno dando una mano, durante l'anno sono ben di meno chiaramente, però se non ci fosse questo gruppo sicuramente non potremmo pensare di fare attività di questo tipo. Concorrenti di tutte le età si sono impegnate in diverse prove, chi nella prova ciclistica, chi nella podistica, chi in una passeggiata e chi nell'evento novità del 2019, la corsa sui pattini. Uno sguardo al futuro, quello del comitato.
non senza prima concludere in bellezza l'evento. Il Giro del Lago infatti proseguirà nei prossimi giorni con un concorso fotografico aperto a tutti senza limiti di età fino al 31 agosto e con una mostra ospitata al Palazzo Municipale di Pieve dal Pago fino all'8 settembre. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo instabile su Alpi e Prealpi, mentre sul resto del territorio ancora caldo e bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso al mattino. Correnti più fresche lambiranno i settori alpini dove potrebbero verificarsi occasionali rovesci nel pomeriggio e in serata, mentre altrove si manterrà stabile. Temperature sostanzialmente stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 17 e 23 gradi, massime comprese invece tra 30 e 33 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole su tutti i settori. Qui i rilievi potrebbero invece essere risparmiati dalla pioggia. Temperature invariate, minime tra 20 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 32 gradi circa. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove dapprima avremo qualche acquazzone sui settori alpini di confine, col passare delle ore in estensione anche al resto della regione. Temperature minime sui 19 gradi, massime tra 30 e 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.